La prima forma di protesta visibile è già pronta per le forze dell'ordine, esasperate dal blocco degli stipendi. Domenica, durante la regata storica di Venezia, con gli occhi del mondo puntati sulla laguna, riappariranno le sagome dei poliziotti pugnalati alle spalle, traditi dall'ennesimo schiaffo del governo. È la prima volta che abbiamo organizzato un'azione di protesta congiunta dove hanno partecipato tutte le forze di polizia civili e militari, comparto difesa e comparto anche per quanto riguarda il soccorso pubblico, perché hanno aderito anche tutte le categorie dei vigili del fuoco. Le forze dell'ordine sono pronte alla mobilitazione, straordinarie reperibilità bloccate, ma anche rallentamento delle operazioni di controllo negli aeroporti, con il rischio caos. Lo sciopero vero e proprio è difficilmente attuabile, la legge lo vieta espressamente trattandosi di un servizio pubblico essenziale, ma proprio per questo c'è la volontà di trovare forme di protesta molto visibili e legali. Noi abbiamo preannunciato lo sciopero nazionale, anche se la normativa non ce lo consente, per cui adesso stiamo cercando di trovare una soluzione di astensionismo che ci consenta ovviamente di mettere in atto quello che abbiamo ovviamente preannunciato. Quindi, come ultima scelta, ci potrebbe essere anche una manifestazione nazionale a Roma con un grande corteo. Gli agenti sono davvero con le spalle al muro, senza divise, senza mezzi, con gli organici rimasti indietro a 20 anni fa. Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica. Intanto anche in Veneto sono migliaia le adesioni alla protesta. I prossimi passi appunto sarà un Consiglio Generale a Roma dove parteciperanno tutti e dove saranno deliberate quelle che sono le forme di protesta da attuare a livello nazionale. Non nascondo che già da questa mattina alle 7 mi squillava il telefono perché c'erano molti colleghi che volevano aderire e molti ovviamente volevano già riservarsi un posto nei pullman per andare a Roma.